Vicepresidente, oggi a Pordenone una giornata di festa per l'inaugurazione del reparto di ostetricia dell'ospedale. È una bellissima giornata, anche perché si sa bene che questo è il reparto che dà la vita e quindi è il reparto in assoluto in cui si viene volentieri. Fra l'altro si arriva in due, come diceva prima il primario Adamo, e quindi è veramente una bellissima giornata. Un reparto completamente nuovo, riammodernato, era quello che aveva più bisogno di tutti di mettere mano, e devo dire che il risultato è un risultato veramente importante. È importante perché si dà veramente qualità e si permette alle madri di arrivare, di avere un ambiente confortevole, molto vicino al standard quasi casalingo, e quindi coccolare le mamme che arrivano qui in ospedale a Pordenone. È veramente un gran bel lavoro e siamo molto soddisfatti di questo. Assessore, una giornata importante oggi per l'ospedale di Pordenone, un ospedale, un reparto che ha visto la ristrutturazione quasi a misura di mamma e bambino. Sì, infatti, credo che oggi qui le mamme trovino veramente un posto accogliente, un reparto che è stato ristrutturato in modo egregio, devo dire, a parte che sono stati ampliati i posti, quindi potrà accogliere ancora più nascite di quelle che già ora importanti accoglie questo reparto, ma soprattutto esteticamente quasi è stata ricreata la situazione che una donna può trovare anche a casa, che è quello che le donne che si rivolgono a un reparto di ostetricia per andare a partorire hanno bisogno, oltre però ad avere affiancato una grande professionalità, perché qui si fanno tanti parti, si fanno più di 1000 parti l'anno, e quindi la sicurezza e la professionalità sono garantite.